Social e smartphone stanno trasformando il rapporto dei leader di oggi con sostenitori e detrattori. A Camogli ne ha parlato Marco Massarotto, il fondatore di Doing, l'agenzia che tra le altre cose misura, potremmo dire, la leadership digitale. Si è detto certo di due cose. Se da una parte l'uso dei social ha dato grandi numeri e ottimi risultati, dall'altra sta cambiando le regole del gioco. Intanto, ha spiegato, ci sono politici che hanno numeri superiori a importanti testate giornalistiche. Secondo, i social stanno generando ormai una comunicazione che è conversazionalismo spinto, quel linguaggio che porta a polemiche senza fine o a dibattiti duri e violenti. E questo ha contagiato anche la comunicazione politica e la comunicazione dei politici. E dall'altra parte li porta paradossalmente a inseguire il pubblico. E quindi sono dei leader o sono dei follower? Questa è un po' la domanda che ci poniamo, e sono un po' tutte e due le cose. Quando però si finisce per fare un'agenda politica sulla base di quelli che sono i temi e le opinioni del popolo, chiamiamolo così, o delle persone, allora si finisce anche di essere leader in qualche modo, no? Perché il leader è quello che invece guida il popolo, ha una visione della società da proporre, che non è assecondare gli istinti o i pensieri e le opinioni e strutturarle in un programma politico, ma al contrario è formarle secondo una visione, diciamo. La responsabilità dei leader di oggi di fronte alla comunicazione dovrebbe essere enorme, ha proseguito Massarotto, eppure, ha poi lamentato, oggi ci sono persino ministri che diffondono notizie false senza curarsi delle conseguenze e in barba alle più semplici regole del giornalismo. Come si uscirà da tutto questo? In questo momento è un mistero, nel senso che comunque in questo momento siamo nel pieno fragore del cortocircuito di chi prende il potere utilizzando questo cortocircuito. Toni pacati e meno aggressivi, queste le regole da seguire per affrontare al meglio la rivoluzione digitale. A spiegarlo Federico Rampini, che ha conosciuto i grandi della rete quando ancora muovevano i primi passi. 20 anni fa, a quest'epoca, mi trasferivo a vivere a San Francisco, nella Silicon Valley, quindi li ho visti crescere, quelli che oggi sono dei giganti che a quell'epoca erano ancora dei germogli dell'economia digitale e sono diventati troppo prepotenti. È molto urgente fargli rispettare le regole.